Le brocche ascoidi nel periodo dei nuraghi rappresentano uno dei simboli più significativi del dinamismo commerciale e culturale della Sardegna durante l'età del ferro tra il IX e l'VIII secolo a.C. Questi vasi in ceramica, caratterizzati da un corpo globulare asimmetrico e un collo obliquo che ricorda la forma di un otre, da cui il nome appunto greco ascos, venivano utilizzati per contenere liquidi pregiati. Abbiamo una presenza rilevante nel Mediterraneo e oltre di brocche ascoidi, a testimonianza della centralità dei sardi nelle rotte marittime nel tempo. Terre d'Etruria, tra Lazio e Toscana in tombe etrusche, sono numerosi i ritrovamenti, specialmente a Betulonia, Populonia e Cerveteri, a conferma degli stretti legami d'élite tra le due sponde del Mar Tirreno. Altri ritrovamenti a Creta, vicino a Cnosso, Sicilia, Bologna, suggerendo così contatti commerciali che risalivano la penisola a Cartagine e nelle coste del Libano, Cadice e Huelva, nella penisola iberica, che oltre a riportare alla luce le bellissime brocche, offrono un vasto repertorio di manufatti ceramici e bronzei, a dimostrazione che gli antichi sardi, esperti navigatori, erano inseriti nelle rotte dei metalli verso l'Atlantico. Un manufatto di rilevante importanza, anche perché il lavoro da parte dell'artigiano richiedeva una certa maestria nel realizzarlo e molto probabilmente veniva richiesta su commissione da parte di personaggi appartenenti ad una posizione sociale ben distinta. Ma vediamo di descrivere nei dettagli i vari tipi di brocche ascoidi e cercare di medesimarsi nella fantasia dell'artigiano mentre lo realizza. Iniziamo col dire che ogni artista della terracotta era a sé, chi più o meno bravo riportava le tipiche caratteristiche del manufatto. La tecnica più conosciuta era il colombino, ovvero una sequenza di lunghi serpentelli di argilla sovrapposti l'uno all'altro, per poi essere sagomati a dovere, creando un corpo globulare o ovoide, con un collo a seconda dei casi ben distinto e leggermente obliquo. Un'ansa a ponte collegava il collo alla spalla del vaso. L'ansa poteva essere sia a nastro che a bastoncello. La bocca poteva essere semplice e piccola, circolare o in molti esemplari anche trilobata, ideale nel versare liquidi in modo preciso. Alcune brocche presentano nella base del fondo un piccolo zoccolo di protezione, un accorgimento che l'artigiano in seguito introduce affinché, posando il manufatto sbadatamente in modo impreciso, il fondo non vada direttamente ad urtare il piano, compromettendo l'integrità del pregiato vaso. Un'altra curiosità riscontrata è un insolito beccuccio posto sopra l'ansa, un'accortezza peculiare che permetteva all'individuo di bere direttamente dalla brocca, utilizzando il beccuccio come una sorta di cannuccia. Questo avveniva perché l'artigiano, durante l'opera ad argilla ancora fresca, realizzava una sorta di canaletta interna che percorreva tutta l'ansa collegando il globo al beccuccio. Ma vediamo ora il ricco repertorio di disegni geometrici che adornavano gli ascos, linee, zigzag, angoli a spina di pesce e cerchielli,
tanti cerchielli, sino ad arrivare a nuove decorazioni, denominate orientalizzanti. Diversi studiosi si sono interrogati sul motivo del successo di questa particolare forma ceramica, che in ambito peninsulare è documentata per un periodo relativamente lungo. Analisi gas cromatografiche, ovvero sia una tecnica analitica che aiuta a separare, identificare e quantificare i composti volatili e termicamente stabili in una miscela, eseguite in alcune brocche sarde e alcune provenienti da Populonia in Etruria, hanno rilevato la presenza di grassi animali, vegetali, cera d'api e alcune varietà di essenze, oltre alla presenza costante della pece e in alcuni casi di olio. Questi elementi sono compatibili con bevande alcoliche, oli profumati o medicamentosi. Ma come si riusciva ad impermeabilizzare le brocche senza che il liquido al suo interno trasudasse? E in quali casi veniva applicata questa tecnica? Già in epoche antichissime, l'artigiano, dopo aver completato la sua brocca e magari per l'occasione effettuato alcune delle graffitature presenti in moltissimi manufatti, usava la cosiddetta brunitura, ovvero sia particolari pietre di fiume o di quarzo piuttosto lisce venivano strofinate in modo uniforme nelle pareti prima che l'argilla essiccasse. Tale processo faceva sì che la pressione esercitata riducesse ai minimi termini la porosità delle pareti, rendendo l'oggetto lucido con un effetto vetrificato. Una resina naturale, la pece, viene riscontrata in grossa percentuale anche lei come impermeabilizzante all'interno dei manufatti, o come nel caso del particolare ascos rinvenuto nel nuraghe rubio di Oroli, dove, oltre a presentare una struttura stravagante per facilitare il flusso del liquido mentre lo si versava, le analisi hanno evidenziato la presenza di vino bianco e un rivestimento delle pareti a base di cera d'api, che, oltre ad impermeabilizzare, riusciva a dare un tocco aromatico in più al vino, ricordando che la conoscenza della cera d'api in antichità era ampiamente utilizzata già per le sue proprietà antisettiche. Non tutti gli ascos risultavano funzionali. A volte il metodo di cottura arcaica a cui si sottoponevano i manufatti presentavano dei difetti, una cottura inadeguata, delle crepe strutturali. Bene, in questi casi, pur di recuperarli, veniva applicata un'impermeabilizzazione completa, a base di pece o cera d'api, o addirittura, in alcuni casi pratici, l'utilizzo di grappe di piombo. Sarebbe interessante anche intraprendere uno studio per capire se le decorazioni apportate nelle brocche corrispondessero anche ad un determinato contenuto, come avviene oggigiorno nelle etichette delle bottiglie. Le mie sperimentazioni e ricerche da autodidatta hanno riscontrato parecchie conferme in archeometria in quanto a composizione chimica della manifattura delle argille in epoche antiche. Il luogo che ha ispirato ad intraprendere questo mio fantastico viaggio è stata la visita al Parco Museo Genna Maria, situato nel paese di Villanova Forru. Qui ho potuto visionare le prime brocche a scoidi, testimoni dei miei primi passi verso l'antica ceramica sarda.
Il prestigioso mistero delle Brocche Ascoidi rimane in gran parte racchiuso in quei secoli in cui i sardi portavano alto il loro nome. Ora che conoscete un po' di più la vicenda storica su questi manufatti, quando visiterete un museo archeologico in Sardegna e tra le vetrine scorgerete le loro sagome, saprete cosa i vostri occhi stanno ammirando. E giusto per rimanere in tema, buona Sardegna a tutti e a sa salute.